Un Nessun Dorma con la voce possente del tenore Fabio Sartori, accompagnato dal piano gentile del maestro Giulia Vazzoler, è stato il segno musicale di questo 1° maggio per Treviso, la Marca e il Veneto. Un canto che ha voluto descrivere tra note e voce la volontà di tutti di vincere il contagio, scacciando ogni ombra sul futuro del lavoro e dell'occupazione. È un brano dove che praticamente Cavaradossi alla fine dilegua notte tramontate o stella all'alba vincerò. Lui vuole fare questa reazione di vincita, proprio di energia, e questo voglio trasmetterlo a tutti, che bisogna essere positivi anche in questo momento difficile. Prima una struggente Ave Maria di Schubert per quanti sono caduti sul fronte del contagio. Una preghiera musicale accompagnata dalle note leggere della pianista trevigiana Giulia Vazzoler. Un regalo a tutti i trevigiani, quello che possiamo portare noi musicisti è la nostra arte, la nostra musica, quindi insomma sono felice di poterlo mettere a disposizione per la mia città e insomma il mio cuore è con tutti i trevigiani oggi. Un gesto musicale voluto dal sindaco in collaborazione con il teatro comunale per dimostrare che si può tornare a fare. Io credo che Treviso debba ripartire proprio dalla cultura, dalle cose belle, dai grandi artisti che rendono grande la nostra città nel mondo. Oggi abbiamo bisogno di loro perché sono i più grandi promotori della cultura e della città di Treviso insieme ai nostri cittadini. Da oggi siamo tutti ambasciatori della città di Treviso, ognuno di noi deve mandare in giro questo video, le foto della città, perché la promozione e il rilancio della nostra città partirà da noi stessi. E proprio per questo l'ultimo applauso è stato per i trevigiani, per quelli che chiusi in casa da oltre 2 mesi hanno seguito la diretta di Antena 3 e per quelli che erano in Piazza dei Signori. La fortuna di Treviso sta nei suoi cittadini, quindi grazie davvero Treviso, grazie ai cittadini, e come diceva Fabio Sartori col brano Nessun Dorma, all'alba vincerò, ma la promessa è che vinciamo noi questa partita. Alla fine forse l'applauso più grande va fatto proprio ai nostri cittadini, alla nostra città di Treviso e alla nostra gente veneta, che ha saputo con pazienza e continua con pazienza a cercare un futuro tutti assieme, anche e nonostante questo coronavirus.